Grazie Presidente. Allora, inizio dicendo che sono assolutamente d'accordo con il collega Travanut nell'auspicio che si ritorni a fare una politica del futuro. Il problema è che per riuscire a fare una politica del futuro bisogna aver ben presente qual è la realtà del presente da cui si parte. E purtroppo io credo che non a tutti sia chiaro qual è la realtà del presente. Parlo ad esempio di istruzione. Allora, voi sapete, ogni manovra di bilancio o di assestamento, lo dico e lo ridirò anche appunto in questa occasione, che per noi i fondi che vengono investiti nell'istruzione in questa regione non sono sufficienti. E quindi è evidente che un dato oggettivo come il mantenimento dei fondi storici che viene portato avanti da questa Giunta, da noi viene visto come poca lungimiranza in termini di politica del futuro, mentre dalla maggioranza viene vista come un'azione virtuosa. E chi ha ragione? Bene, per capire chi ha ragione, io ci tengo a leggere una lettera come tante, simili a tante che stanno arrivando, che arrivano, che sono arrivate nei mesi scorsi a moltissime famiglie di questa regione. E la lettera dice così: carissimi allievi e genitori, a breve, con il perfezionamento dell'iscrizione, vi verrà chiesto di versare al nostro istituto il cosiddetto contributo volontario di 90 euro. Tutti sappiamo che la scuola pubblica dovrebbe essere gratuita e infatti non voglio certo dirvi che siete obbligati a versare il contributo, però devo ribadire che i finanziamenti ricevuti da Stato ed enti locali non ci consentirebbero mai di continuare ad offrire tutto quello che in questi anni abbiamo invece potuto mettere a disposizione dei nostri studenti. Nell'anno 2016 dai contributi volontari abbiamo avuto un'entrata di soli 74.000 euro, mentre l'anno scorso sono stati 86.000. Con questa entrata sono state coperte le spese di 8.000 euro per la stipula della polizza assicurativa integrativa, 1.300 euro per l'acquisto di libretti, 7.000 euro di spese per il funzionamento didattico generale e acquisto di materiale, 20.900 euro per integrare i fondi dati dal Ministero per i corsi di recupero, raggiungendo così un totale di 27.000 euro. Quindi su 27.000 euro 20.000 li mettono le famiglie. 10.500 per integrare i fondi PON e altri fondi disponibili per le spese di investimento, 26.700 per progetti del piano triennale dell'offerta formativa. Una semplice riflessione: senza i contributi delle famiglie sarebbe stato realizzato ben poco, sia in termini di corsi di recupero, sia di investimenti, sia di materiali per le esercitazioni di laboratorio, le fotocopie, eccetera, sia di tutte le opportunità di corsi, gare e certificazioni. Non vado avanti e stiamo parlando di uno degli istituti eccellenza di questa regione, di cui giustamente anche ci si vanta dei risultati ottenuti, quindi non oso immaginare come sia la situazione nel resto degli istituti della regione. Quindi qual è la realtà? La realtà è che i fondi non bastano e che per una politica del futuro, come auspicato, bisognerebbe investire maggiormente in quello che appunto è il futuro di questa regione, ovvero i giovani che usciranno dalla nostra scuola pubblica. Faccio un ultimo inciso su un'altra questione che riguarda appunto l'APEA della zona industriale di San Vito, sulla quale benissimo, insomma, come investimento siamo assolutamente d'accordo, peccato che secondo noi sia un pelo tardiva, tant'è che appunto si arriva adesso ad attrezzare la zona industriale appunto di San Vito. Nei mesi scorsi è stato autorizzato un solo impianto a raddoppiare tutte le emissioni del comune di San Vito. Ricordo che il comune di San Vito ricade nel
tra quelli appunto da risanare per quanto riguarda la qualità dell'aria nel piano regionale di risanamento, e nonostante questo si è autorizzato un impianto a raddoppiare tutte le emissioni prodotte nel comune. ARPA stessa ha denunciato agli uffici regionali questa incongruenza palese: si fanno i piani e dopo non si rispettano, e nonostante questo insomma si va avanti. Quindi io vedo questa virtuosa appunto stanziamento per l'area ecologicamente attrezzata molto tardivo e a tutti gli effetti una pezza ad una voragine che è stata però creata nei mesi precedenti. Grazie.